Tiene banco la vicenda rifiuti al comune di Agrigento. Ieri sono arrivate le lettere di licenziamento per 21 operatori ecologici e molti di loro stamani sono andati a bussare alla porta del manager dell'Iseda Giancarlo Alongi, che ha commentato: "Questi sono dei giorni più tristi della mia vita. Come si fa a spiegare a queste persone che per dei parametri hanno perso il loro posto di lavoro?" Intanto in città è ripresa da 2 giorni la raccolta dei rifiuti, ma la situazione non si è del tutto normalizzata. La spazzatura dai cassonetti è stata raccolta a macchia di leopardo. In via Empedocle, ad esempio, come vedete dalle immagini, stamani compaiono cassonetti completamente vuoti ed altri ancora stracolmi di immondizia. E sulla vicenda rifiuti fa il punto il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto. Sì, è un bando che abbiamo ereditato, però non ci siamo estraneati diciamo, dal condividerne in un certo senso anche il percorso. E qui l'idea della riduzione di personale con queste 21 lettere di licenziamento, secondo noi era evitabilissima, attraverso un'operazione di riduzione dell'orario di lavoro, mantenendo comunque il personale in una condizione di retribuzione mensile di assoluta dignità. Per cui non è assolutamente vero le cifre che sento dire, si andava a 700-800 euro, non credo che sia affatto così, come hanno confermato in prefettura, conti alla mano, le ditte e i consulenti del lavoro delle ditte. Qui si trattava, questa era una nostra idea, di andare per un periodo di tempo di 10 mesi ad una riduzione dell'orario di lavoro per ciascuno, fare lavorare tutti, mantenerli tutti dentro il bacino quindi, di modo da consentire, una volta varato il nuovo appalto sul cui noi ci siamo impegnati in tempi veloci, andare in consiglio comunale, ragionare col consiglio comunale e quindi varare un appalto che preveda una differenziata spinta, che è il nostro obiettivo, e dentro questa operazione di differenziata spinta riassorbirli tutti, ma avendo attivato il ciclo della differenziata che ci avrebbe consentito di non aumentare la tariffa agli agrigentini. In questo modo mantenere il numero delle ore significava a settembre presentarci in consiglio comunale e chiedere un aumento del 18% della TIA a carico degli agrigentini. Noi non ce la siamo affatto sentiti, perché la tariffa in questo momento è insopportabile. Siamo a un livello che è 2 volte e mezzo quello che si paga mediamente in Italia. Si sappia anche che abbiamo un numero di personale che è 3 volte la media nazionale. Questa attività che noi diciamo disimpegniamo sul territorio agrigentino, secondo le simulazioni che vengono fatte da addetti diciamo professionisti che conoscono bene la materia, si potrebbero realizzare con 70. Noi abbiamo una quantità tra quelli delle ditte, quelli della Toggesa che nel tempo sono andati avanti, di 174 unità. È evidente che non ci può essere paga pantalone, non c'è qui un paga pantalone. Io spero ancora che nel rapporto azienda-sindacati i licenziamenti di cui si parla siano scongiurati. È evidente che questa vicenda che è scoppiata in maniera improvvisa, anche per noi, dopo che ci eravamo lasciati al tavolo della prefettura, individuando, mi pare, un percorso che ci sembrava quello più ragionevole, ce lo siamo trovati questo sciopero, ed è evidente che questo ha un po' scompaginato la vita di ciascuno di noi. Anzi, trovo noi anche amministrazione, perché abbiamo dovuto fare i conti, dopo un mese di attività svolta, d'amblè trovarci a perdere un lavoro già sviluppato, perché stavamo facendo la straordinaria nei vari quartieri e voi stessi l'avete documentata. Quindi per noi è stato un pugno in faccia. Devo ringraziare i tanti agrigentini per la pazienza che hanno dimostrato.